Sulle vaccinazioni si vogliono cambiare le carte in tavola. Lo abbiamo ripetuto più volte nelle scorse settimane quando per primo il ministro Speranza parlava di utilizzare AstraZeneca per i giovani. Speranza non è un esperto e dovrebbe servirsi di chi ne sa sicuramente di più. Purtroppo, mentre prendono il via altri Open Day per i giovani, spunta il caso di una ragazza vaccinata con AstraZeneca colpita da trombosi. E così si torna a raccomandare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60. Insomma, prevale come sempre la confusione e torna la paura. La tutela dei cittadini che vogliono vaccinarsi senza rischi deve essere assicurata e lo devono fare gli esperti e non certo la politica. E gli esperti in massima parte dicono di usare AstraZeneca appunto solo per gli over 60. C'è una lettera di un gruppo di medici di Genova in cui si legge: senza una voce scientifica unica, la vaccinazione con AstraZeneca è diventata una scelta politica che rischia di creare panico. Intanto, sempre a Genova, a lavorare sul caso sospetto della giovane è la Procura della Repubblica. L'auspicio è che a questo punto anche altre procure della Repubblica intervengano sulla vaccinazione volontaria con AstraZeneca. Bisognerebbe capire, insomma, il perché di tanta insistenza.